Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'Espazio Batta Napoletano. Come state oggi? Spero tutto bene. In questo post partita andremo a parlare in questo video, anzi andremo a parlare di Lazio e Fiorentina, nella partita Fiorentina-Lazio giocata a Firenze. Probabilmente domani uscirà anche il video della classifica, poi vabbè lo sapete più o meno, mercoledì il video dei, dei probabili risultati, delle probabili partite, poi se riesco giovedì faccio uscire anche il Fanta Batman, non lo so, devo vedere un po' come sto messo, può essere pure che il Fanta Batman esce per venerdì e, sui probabili risultati delle partite della 32esima giornata escono giovedì, scusate. Vabbè, direi di incominciare con il post partita. Allora, partita che non si è visto poco e niente, anzi si è visto, se posso dire, il dominio della Lazio. Ma anche vedendo le statistiche, cercando tipo un opaco gol, cercare Lazio e Fiorentina-Lazio, partita, 10, 1-0 Fiorentino, però se vi va a vedere le statistiche c'è stato un dominio esagerato la Lazio, cioè una cosa assurda, ma guardate che dal 30° in poi, non è dall'inizio della partita, perché quando io tengo sempre questa percezione, se una squadra segna o al 10°, o al 20°, o al 30° minuto, o anche al 49°, 90° minuto, vuol dire che la partita l'ha dominata quella squadra, oppure ha dominato fino al minuto del gol, fino al momento del gol, e poi si è deciso di chiudersi in difesa oppure non fare una grande partita. Infatti, quello che è successo alla Fiorentina oggi, che ha segnato Robin Gosens, scusate, al 30°, non vorrei dire una scemità, e poi nel corso della partita, nel secondo tempo, se non mi sbaglio, c'è stato anche un rigore per la Lazio, che però l'ha sbagliato. Questa Lazio proprio non ha asciutto un gol, la Lazio. Cioè, Lazio, Napoli, molte squadre quest'anno hanno una sfortunato, ma anche l'anno scorso la Lazio ha avuto abbastanza fortuna nel giocare nelle partite. Ma vabbè. Poi io penso che la Fiorentina si può salvare, però vi sto parlando della Fiorentina perché sta vincendo, però vabbè, però sì, la Fiorentina l'anno prossimo, cioè la prossima estate 2026, non fa un cambio generazionale di tutto, i giocatori, cioè non fa la stessa cosa di quest'anno, se non anche peggio, eh. Può essere pure che arrivano 19esimi o ultimi, come stava succedendo fino a metà campionato più o meno. Poi secondo me De Gea ha fatto il suo, 2 anni li ha fatti, poi sono puri dalla Fiorentina e nel ricostruire tutta la squadra dalla, dal portiere, insomma. Penso che gli unici che possono rimanere sono Ken, Comuzzo e Gosens, che è uno che può portare gol, e anche Martin, o sta del Genoa Martin, ma ricordo, vabbè, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Diciamo che la Fiorentina deve ripartire da giovani, così un po' anche la Lazio deve cercare di ripartire un po' dai portieri, perché dal portiere, perché Provedel secondo me non è più adatto, poi si deve riadattarsi un po' anche per i giovani la Lazio, come la Fiorentina o come tutte le squadre di Serie A. Vabbè, io non mi voglio dilungare di più e vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel commento
di cosa ne pensate di questa partita e lasciate un bel like. Ciao a tutti.